Ciao, sono qui per la recensione di questa mini Sunset Palette di Natasha Denona. È venduta da Sephora. Questa è la confezione esterna in cartone, mentre questa sarebbe la palette vera e propria. Ci sono 5 cialdine, già si vedono le colorazioni. Si apre così, questa è la massima apertura, non c'è nessun specchio in questa mini palette e queste sono le 5 colorazioni, di cui una e due opache e una, due, tre shimmer. Nel proseguimento di questo video vedrete, adesso mi guardo sotto perché mi sono scritta quanti trucchi ho fatto, ho realizzato 4 make up con questa palette che voi possiate vedere. Questo che mi vedete addosso è sempre un make up realizzato con questa palette, che lo vedrete durante i video perché l'ho solamente riprodotto facendo i due occhi uguali, perché se mi seguite oppure se siete nuovi io utilizzo tutti gli ombretti e faccio un occhio di un tipo e un occhio di un altro trucco, giusto per agevolare, far più velocemente il video e anche per utilizzare tutti gli ombretti di ogni palette. Con questa palette ho realizzato questi 4 make up che vedrete nel proseguimento del video. Io vi devo dire che questa palette mi piace, la trovo di ottima qualità, per cui la trovate da Sephora, mi sembra di avervelo detto ma comunque mi ripeto. Mi sembra che abbia un costo sui 25 euro se non erro, però vi devo dire che in questo caso con questi 25 euro sono ben spesi, perché rispetto a questa qui che è la mini retro palette di cui avevo già, sempre del stesso marchio, di cui avevo già fatto la recensione, vi devo dire che questa ha una qualità superiore. Forse lo troverete anche alla fine del video, nella conclusione del video, che mi ripeto un po' in quello che dico, ma è giusto per farvi capire che anche se ripeto il discorso forse significa che è quello che penso realmente di questi prodotti, per cui questa mini palette di Natasha Denona la trovo veramente valida. Io vi lascio il resto del video così potrete vedere i 4 make up che sono riuscita a realizzare. Visto che in questa palettina non c'è un colore panna da mettere qui nell'arcata sopraccigliare, e passo direttamente con la piega con il colore opaco più chiaro. Lo picchietto perché credo di aver preso troppo colore sul pennello, infatti vedete che mi ha fatto subito colore. Sto un attimo pulendo il pennello per sfumare direttamente questo colore. E anche l'altro occhio lo faccio uguale. In un occhio faccio a palpebra piena questo shimmer. Inizio col metterlo con il pennello, poi passo con le dita. Ed ecco qui il colore sulle dita e concludo l'occhio così. Volendo dare un twist qui al punto luce, prendo il colore più chiaro e lo metto proprio qui. Adesso sull'altro occhio continuo con il colore chiaro nella prima parte dell'occhio. Nella parte esterna di entrambi gli occhi metto questo marroncino, che è un opaco, infatti gli unici due opachi sono questo e questo. E questi sono 2 make up fatti in questo modo. Volendo in quest'occhio il rosso che ho messo di qua si può picchiettarlo al centro dell'occhio. Noi adesso lo facciamo giusto per vedere un attimo la differenza. Comunque il risultato mi piace anche così, e volendo si può qui al centro picchiettare un po' del rossiccio giusto per dare un po' di twist di colore, però comunque
personalmente mi piace anche, mi piaceva anche come era prima, giusto una puntina di rossiccio. Allora, questi sono intanto le prime due proposte con questa palette. Metto il mascara a rossetto e torno. Ed ecco qui il risultato con questi primi due make up, con questa mini palette di 5 cialline colore. Ingrandisco l'immagine, come sempre sbaglio il tastino e la prima cosa che faccio mi avvicino, poi mi allontano. Allora, in questo caso ho utilizzato il mascara di Huda Beauty, questo qui che ha doppio scovolino, uno volumizzante che sarebbe questo. Infatti io li ho utilizzati entrambi, prima il volumizzante e dopo il curvante, e anche faccio un occhio completo, prima volumizzante e curvante, poi volumizzante e curvante, perché ho paura che seccandosi la prima formula, la seconda formula vado male a metterla, per cui preferisco mettere le due formule subito. Sulle labbra ho ritirato fuori i miei amati rossetti di Huda Beauty, questo è Girl Trips, il rosina così nude. Ok, vi ho fatto vedere queste prime due proposte, a me piacciono entrambi e ci vediamo nella prossima clip con altre proposte, e vi ricordo anche che questi ombretti li sto trovando molto sfumabili tra di loro, mi sto trovando bene nel sfumarli. Ed eccoci qui per un'altra clip. Allora, sulla piega ho già messo l'unico colore disponibile. Adesso nella parte iniziale dell'occhio, cioè qui, metto questo colore che nella clip precedente non l'ho usato. E faccio entrambi gli occhi. Nella parte qui iniziale, proprio come punto luce, metto quello più chiaro. Adesso nella parte finale su un occhio metto il marroncino che ho già utilizzato nella clip precedente, mentre su un occhio provo a mettere questo rossiccio, anche se è glitteroso, shimmer, ci provo a metterlo nella parte finale. Parto con il marroncino e nell'altro occhio ci provo con questo shimmer rossiccio. Ed ecco fatto i due occhi. Sono riuscita a sfumare velocemente, adesso metto mascara, per cui ottima qualità degli ombretti, e metto mascara e rossetto e torno. E questo qui è il risultato con il mascara messo, anche mettendo come parte finale questo che è uno shimmer, lo vedo un bel risultato. Questo ho messo il marroncino che avevo messo nell'altra clip. Io continuo a ripetervi che si sfumano benissimo questi ombretti. Mi allontano con l'immagine ed eccomi qui. Allora, come mascara questa volta ho utilizzato il Size Up di Sephora, che è questo scovolino qui, mentre come rossetto questa volta ho provato ad andare su qualcosa di colorato e ho messo, sempre di Huda Beauty, il Barche Lorette, l'unico fucsia che, almeno quello preso io, era l'unico fucsia disponibile in tutti quella marea di nude di Huda Beauty, di questi rossetti in sticky bullet. Eccomi qui. Allora, adesso che vi ho fatto vedere anche questi ultimi due trucchi, ci vediamo nella prossima clip per la conclusione finale e anche gli swatch fatti sul braccio come foto. Ed eccomi qui per la conclusione di questa recensione di questa palette. Dopo che vi ho fatto vedere come io più o meno ho utilizzato in queste clip queste 5 cialde, vi devo dire, e lo ripeterò, penso di ripetermi, che questa palette mi piace veramente.
io la preferisco perché qui c'ho anche la Natasha Denona, la mini retro palette di cui vi ho fatto una recensione tempo addietro, e vi devo dire che come qualità per me questa qui, la mini Sunset palette, ha più qualità, mentre questa qui rispetto a questa è un po' scadente. Questo è un mio gusto personale. Ok, adesso vi faccio passare la foto degli 5 swatch. Ok, vi ho fatto passare la foto di questa mini palette e non mi resta che concludere questo video con la soddisfazione che questa palette mi piace. Ciao e al prossimo video!